Ma intanto un grazie sincero all'Università di Padova che ha voluto portare la parte dei giovani che frequentano questo master, sono tutti laureati che fanno un master in scienza della politica operativa, e l'hanno portato qui a contatto con i consiglieri regionali per parlare dello statuto. Dentro dello statuto ci stanno tutti i grandi temi di oggi. Le province da accorpare, la politica del contenimento dei costi, il ruolo dei consiglieri regionali, il costo dei consiglieri regionali, la buona politica. Ecco, dentro nel bilancio noi nello statuto abbiamo messo tutte queste concessioni, le abbiamo messe prima che venisse avanti questa considerazione di grande difficoltà. Abbiamo cercato di dire a questi giovani che frequentano questo master che la politica ha bisogno di una classe dirigente nuova e preparata, sia che poi facciano i politici attraverso la politica gli amministratori preparati e bravi, sia che facciano i burocrati a loro volta preparati e bravi. La sintesi porterebbe a uscire da questa condizione di difficoltà. Abbiamo avuto modo di constatare, rileggendo lo statuto, che le condizioni di crisi di oggi si potrebbe dire che nello statuto abbiamo previste le funzioni dei comuni, le aggregazioni dei comuni, le province che devono avere un ruolo diverso, la capacità della regione di svolgere le funzioni di grande area e la capacità di dialogare tra le diverse regioni, pensando alla macro regione e pensando alla capacità di puntare ai costi standard e ad avere una gestione che ci riporti a un federalismo vero. Tutto il contrario di quello che sta avvenendo con questo governo, devo dire. Per cui in realtà anche la considerazione in ordine alla comunità europea. Questa Europa che, se vuole continuare a essere l'Europa di tutti, deve farsi carico di una gestione più equilibrata. Non può essere che la finanzi agevoli alcuni e penalizzi degli altri. Proprio coloro che vogliono bene all'Europa, ma anche quelli che stanno meglio, devono farsi carico di quelli che perché stanno peggio rischiano di non voler più bene l'Europa. E sono tutte argomentazioni che sono venute fuori nel dibattito, in particolare sostenute dalle osservazioni dei giovani che frequentano il master. Quindi chissà che altre università, altri master coinvolgano la classe politica, oggi molto criticata, molto vista male, ma che è quella che ha la responsabilità di gestire al meglio le istituzioni oggi, lasciando lo spazio ai dirigenti migliori che l'università saprà formare, perché a questi venga affidata una gestione che guardi avanti del bene comune, così come viene definito. Io dico la responsabilità di avere la collettività in mano ad amministratori capaci, sia che siano della parte burocratica sia della parte politica, sapendo che i cittadini elettori devono poter avere davanti degli elementi veri di qualità.